Anni fa, quando soffrivo di dolori persistenti alla cervicale, non avrei mai pensato, anzi non ho pensato che c'era un collegamento tra cervello e corpo. Non avevo mai pensato che il mio corpo non si sentiva al sicuro dove era e quindi le mie emozioni andavano contro di me. E quel dolore che sentivo, quella contrazione, quella morsa al collo che sentivo, non era altro che una protezione del mio corpo di dirmi c'è qualcosa che devi cambiare, perché io ho paura, io sono arrabbiato, io sono in una situazione in cui devo essere visto. Questo è quello che diceva il dolore. E quello che dicevo io, dicevo, tu devi essere aggiustato, tu non puoi rimanere così, c'è qualcosa che non va in te. Questo dialogo, che vedi che è più un dialogo quasi da soldato, che succedeva nel passato, quindi del fatto di fare le cose tutte in modo meccanico, tutte in modo perfetto, e non guardare che il dolore era in realtà una problematica più causata da un sistema nervoso ipersensibile piuttosto che dal mio muscolo o dalle mie ossa che non erano allineate o che avevano dei problemi. Questo è quello che molte delle persone in Italia, magari tu che stai guardando questo video, stai andando incontro. Vai avanti con terapie manuali che non danno risultati duraturi, vai avanti con esami, visite, e ogni persona te ne dice una diversa e non arrivi al dunque. Quanto tempo devi perdere prima di dire e prima di credere che la tua problematica è legata a un sistema nervoso ipersensibile? Molti, più dell'80% delle persone che soffrono di dolori persistenti hanno questo legame a un sistema nervoso ipersensibile. Quindi tutta la terapia la possiamo racchiudere in una frase: dare sicurezza nuovamente al tuo corpo, così che il tuo cervello riesce a percepire il corpo non più come prima, quindi non più andandogli contro, ma andandogli a supporto. Questo è essenziale. Qualsiasi terapia tu faccia, mirata a un problema persistente, deve includere sia il corpo che la mente soprattutto. Quindi non perdere tempo con terapie unicamente manuali, perché queste non ti daranno un supporto nel lungo termine. Fin quando non capisci che il tuo corpo sta piangendo, sta urlando di avere un po' di sicurezza.